Avvocatessa bloccata da due giovanissimi, uno in bicicletta le ha sbarrato la strada, l'altro le ha chiesto dove credesse di andare, poi l'intervento provvidenziale di un negoziante. Drammatico infortunio sul lavoro in mattinata a Montebelluna, è gravissimo al Cafoncello un impresario 42enne caduto da un'altezza di 6 metri, l'incidente è poco lontano da dove morì Mattia Battistetti. L'incidente è costato la vita ad Anna Adamo a Camino di Oderzo, le indagini sono in corso, le ho tenuto la mano ma non c'era più nulla da fare, il racconto di un vicino di casa, il paese è sotto shock. Altri 2 incidenti in A4 in giornata dopo i 2 drammatici schianti di ieri con la morte di un automobilista sloveno, l'appello degli espropriati per la terza corsia, accelerare i lavori. Forte impressione tra i residenti del Montello per il cagnolino sbranato da un lupo a Volpago. I proprietari non vivono più tranquilli, lanciano un appello a chi passeggia la sera lungo le prese. State attenti. Dopo la serata inaugurale alla Mostra del Cinema di Venezia è il giorno di Angelina Jolie e Cate Blanchett, successo per la seconda regia di Valerio Mastrandrea. Il palio del vecchio mercato di Montebelluna entra nel vivo in attesa della giornata clou di domenica con la gara dei carri che Antena 3 seguirà in diretta a partire dalle 13:30. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali che si apre ancora una volta con l'ennesima aggressione in centro storico a Treviso, protagonisti ancora dei giovanissimi, vittima una nota avvocatessa della città. Sono stati attimi di autentico terrore, racconta così quei minuti l'avvocata Barbara Vidotti, vittima sabato pomeriggio di un'aggressione, di un probabile tentativo di rapina in Borgo Cavour a Treviso. La nota legale trevigiana intorno alle 18 stava camminando in centro a 2 passi dalle mura. Una volta giunta sotto i portici è stata avvicinata da 2 giovanissimi, uno in sella alla bicicletta le ha bloccato il passaggio posizionando le ruote in modo da non permetterle di muoversi. Dove credi di andare? Le parole pronunciate da un giovane all'avvocato, terrorizzata dal comportamento dei 2. Fortunatamente in quel momento uno degli esercenti della zona è uscito dal proprio negozio. Vidotti si è avvicinata a lui, a quel punto i ragazzi sono scappati. Ho visto una bicicletta correre veloce e poi ho sentito gridare un grido. Allora ho guardato perché pensavo che questa bicicletta avesse investito qualcuno, no? Di conseguenza ho aperto la porta per guardare, ho visto la signora che veniva incontro a me, era un po' sconvolta, insomma, un po' agitata. Un intervento che ha evitato un epilogo peggiore, ma resta la paura per quanto vissuto e per quello che sarebbe potuto accadere se il commerciante non fosse intervenuto. È stata una bruttissima esperienza, sono rimasta scioccata, ha raccontato l'avvocata che sta valutando se sporgere denuncia. Nel frattempo ha chiesto un incontro al sindaco Conte che si è detto dispiaciuto per quanto successo. Con l'avvocato ho già fissato un appuntamento per la prossima settimana dove avremo modo di confrontarci, ha spiegato il primo cittadino. Gli episodi legati al disagio giovanile purtroppo stanno caratterizzando questo periodo storico. Non vogliamo assolutamente trascurare nessun aspetto, dalla prevenzione alla repressione. Riporterò anche questo episodio al prefetto e al questore che stanno attenzionando questo tipo di condotte. Come ho avuto modo di ribadire in più occasioni, soltanto un nuovo modello sociale che vede insieme governo, enti locali, famiglia, scuole, società sportive può contribuire a limitare il fenomeno che purtroppo fa più rumore delle centinaia di giovani impegnati in attività che fanno bene alla comunità e alla loro crescita personale, ha concluso Conte. Drammatico infortunio sul lavoro in mattinata a Montebelluna, gravissimo al Cafoncello un impresario 42enne caduto da un'altezza di 6 metri. Sono proprio molto affranta e tra l'altro è successo qui a Montebelluna, spero che questa povera persona, questo povero operaio ce la faccia, per noi è un rinnovare ogni volta. E l'ennesimo drammatico infortunio sul lavoro è accaduto proprio a Montebelluna, poco lontano dalla casa della famiglia Battistetti che 3 anni fa ha perso il figlio 23enne Mattia e dal cantiere di via Magellano dove si consumò quella tragedia. A rimanere gravemente ferito stavolta un impresario 42enne di Vedelago intento a dei lavori di manutenzione sul tetto del capannone della termoidraulica Robazza e Quaggiotto di via Sant'Andrea. La copertura ha ceduto e l'uomo è precipitato da un'altezza di 6 metri, riportando tra le varie lesioni un serio trauma cranico. Immediati soccorsi, il 42enne è stato intubato sul posto e trasportato in elicottero al Cafoncello di Treviso, dove è ricoverato in prognosi riservata. Sul posto, carabinieri e ispettori dello Spisal, la sola vista dei soccorritori, dice Monica Battistetti, è un dramma rinnovato. Scendere la strada, vedere le macchine dello Spisal
è sempre una cosa che ti prende il cuore, ecco. Faccio proprio un grande augurio di cuore a questa persona che si è fatto male e spero che anche chi è di competenza si metta la mano sulla coscienza, perché non possiamo andare avanti in questo modo, non possiamo andare avanti che ogni giorno più di qualcuno lasci la sua vita nel posto di lavoro. Di estate drammaticamente costellata di episodi parla la UIL regionale per voce del segretario Roberto Toigo, che annuncia da parte del sindacato una grande iniziativa di sensibilizzazione sulle morti sul lavoro che si svolgerà a metà settembre a Venezia. Occorre risvegliare le coscienze e affrontare tutti assieme questo stillicidio di vittime, conclude Toigo. 1041 in Italia, 101 in Veneto solo nel 2023. Gli agenti della polizia locale sono tornati sul luogo della tragedia dove ieri sera è morta Anna Adamo a Camino di Oderzo. Le indagini sono tuttora in corso, non si esclude l'omicidio stradale. Le ho tenuto la mano ma non c'era più nulla da fare, racconta un vicino di casa. Il paese è sotto shock. Un gran colpo, ero là, seduta là, era un grande colpo. Siamo andati corsi via subito col telefono per chiamare, invece quei ragazzi là della cantina avevano già fatto loro due, noi due, abbiamo cercato di aiutare. Sono andato di là, io l'ho vista, l'ho chiamata. Lui l'ha abbracciata. Lei l'ha abbracciata? Ho preso la mano. È un'amica. La conosco da sempre, da ragazzina. Dina e Odino sono stati tra i primi a sentire lo schianto fatale e a precipitarsi in strada per portare soccorso, ma per Anna Adamo, 77 anni, vicina di casa e amica di una vita, non c'era però più nulla da fare. All'indomani restano solo dolore e smarrimento. Anna, sicuramente, sì, mi dispiace. Non posso dire altro perché mi dispiace tanto. In questo tratto di Cadore Mare, all'altezza della frazione di Camino, i rilievi sono andati avanti per buona parte della giornata, con gli agenti della polizia locale impegnati nella ricostruzione della dinamica, probabile l'apertura di un fascicolo per omicidio stradale. Si deve capire quindi la sequenza di eventi che ha portato alla collisione tra l'Alfa Mito condotta da un 22enne di Fontanelle e la Mercedes della donna che si stava immettendo nella strada principale a poche decine di metri dalla sua abitazione. Questione davvero di attimi. Neanche il rumore di frenata, non, proprio il colpo. E girando lo sguardo si è visto i pezzi che volavano via. E insomma, si è capito anche dal tonfo, dal rumore che era una cosa grave, diciamo. Però non si aspettava una cosa del genere. L'ennesima vittima sulle strade della Marca, l'ennesimo mazzo di fiori in un agosto nero, mentre sull'asfalto ci sono ancora i segni della tragedia e sulla provinciale persistono vecchie e cattive abitudini. Corre troppo forte e vieni fuori dalla rotonda e ti invita a correre perché dopo è un'altra rotonda e là fracca e dopo è così. Un'altra giornata nera in A4 per 2 incidenti in seguito ai quali l'autostrada è stata chiusa. I tamponamenti questo pomeriggio tra San Donà e Cessalto e tra Meulo e San Donà, dopo i 2 incidenti di ieri, in uno dei quali un automobilista di 41 anni aveva perso la vita. Oggi altra giornata nera in autostrada con chiusure e code. Il primo schianto tra 2 mezzi pesanti intorno alle 14 ha comportato la chiusura dell'ingresso allo svincolo di San Donà di Piave in direzione Trieste. Nessun ferito fortunatamente. Qualche ora dopo, intorno alle 15:45, un altro incidente tra Meulo e San Donà nel tratto a 3 corsie dell'autostrada sempre in direzione Trieste. Lo schianto è avvenuto al chilometro 419, coinvolti un trasporto eccezionale e un furgone il cui conducente è rimasto ferito. E allora troppi incidenti nel tratto maledetto della A4. A chiedere di accelerare i lavori sono anche gli espropriati. È una questione di civiltà, fate presto il loro appello. Noi siamo qua pronti, ben lungi da qualsiasi operazione di ostacolo, anzi vogliamo che la cosa parta prima possibile e venga risolta il prima possibile.
Cioè, a questo punto è un fatto morale, è un fatto di sicurezza, è un fatto di civiltà. Ne fa una questione di civiltà Ivano Menegaldo, uno dei tanti cessaltini espropriati per fare spazio ai lavori della terza corsia sul tratto maledetto della 4. Nessuno da queste parti contesta l'utilità dei lavori, ma tutti chiedono che i cantieri accelerino. Solo a Cessalto i cavalcavia sono 5. Prima di parlare di terza corsia bisogna ampliare questi manufatti e rifare tutte le intersezioni. Il messaggio degli espropriati è chiaro. E ciò che è pubblico vale di più e viene prima del privato. Se ci sono dei morti è fuori discussione, questo tratto qua va risolto. Noi sappiamo che qui adesso c'è un appalto per i cavalcavia e poi ci sarà l'altro appalto per stendere il nastro della terza corsia vera e propria. Quindi passeranno altri anni di morti e di disgrazie, che è ora che finiscano. Il problema è che muore una volta il camionista serbo, una volta quello del Montenegro, eccetera. Immaginare di fare un'associazione delle vittime è ovviamente difficile, molto, molto complesso, però rischiano di essere veramente morti per le quali non ci sarà mai nessun colpevole, ma invece questo è un problema. Nel caso di Menegaldo, l'atto di esproprio risalente al 2022 riguarda parte del suo giardino. La scarpata che vedete al momento è stata solo parzialmente disboscata. Questa casa invece, che si trova dall'altro lato della strada, deve ancora essere abbattuta. A Santa Maria di Campania il cantiere, in corrispondenza di un secondo cavalcavia, sembra a uno stadio più avanzato, ma in attività c'è solo un piccolo escavatore. Proprio in questa zona ci sono stati 3 abbattimenti di 3 case che sono venute meno, quindi anche gli espropriati, le persone che hanno pagato questo scotto lo hanno pagato e sono quindi adesso a chiedere di incominciare i lavori, di andare avanti. È una necessità anche nei confronti e nel rispetto di chi ha abbandonato la propria casa, chi ha visto il prossimo pezzo di terreno venire meno. Vogliamo in qualche modo l'inizio dei lavori per risolvere questo problema. Sono ben 2 gli episodi di conducenti scoperti senza patente alla guida perché ritirata per guida in stato di ebbrezza. In un caso c'è stato anche un inseguimento dei carabinieri, nell'altro incidente tra 2 auto che solo per un caso fortuito non è diventato anche un investimento mortale. Se per caso un attimo prima mi sarei stata là su quel paeto là che aspettavo per attraversare. Questione di secondi e un incidente grave si sarebbe trasformato in investimento mortale. Siamo a Monfumo, all'incrocio tra la strada per il Casonetto e quella per i Castelli. E ieri sera Maria Teresa Gallina stava per recarsi verso questo capitello per accendere un lumino in ricordo del figlio scomparso da poco. E sono partita con sto accendigas. E tanti che si fermano prima? Sì, sono arrivata sul cancello e ho visto, boom! Insomma sono tornata in Rio usando da un'ora che c'è il pronto soccorso, qualcosa, e io torno verso di me a usare anche io. Insomma, così è. Lo scontro è avvenuto tra una Panda condotta da un 20enne del luogo e una Citroen con al volante un 48enne sempre della zona, che però lì non doveva esserci per ben 2 motivi. Il primo per avere un tasso alcolemico nel sangue verificato sul posto dei carabinieri, il secondo perché era senza patente in quanto ritirata per guida in stato di ebbrezza. Violazioni che ora il sindaco si aspetta vengano punite col massimo rigore, anche come monito per quanti si mettono al volante dopo aver alzato il gomito, ricordando a tutti che anche in quell'incrocio sono attivi gli occhi elettronici e che la polizia locale è attiva fino a tarda sera. Noi abbiamo messo le telecamere su tutti i varchi di accesso al comune, sia per la sicurezza per quanto riguarda i furti, sia per quanto riguarda questo tipo di problematiche. La polizia locale, lei ha detto benissimo, proprio in questa stagione, vuoi per il maggior accesso dei turisti, vuoi perché insomma la sensibilità è cresciuta, ha implementato il servizio, adesso non finisce più alle 7 di sera ma alle 10 di sera. Controlli serali che continuano a dare risultati, come confermano i carabinieri di Montebelluna, che hanno arrestato un 28enne feltrino scappato ad un blocco stradale. Inseguito e fermato a Pederoba, si è rifiutato di fare l'alcol test e, come per Monfumo, è risultato senza patente, revocata per guida in stato di ebbrezza di una vettura che tra l'altro era di un amico che gli aveva affidato per dei controlli di meccanica e che ora l'ha querelato per appropriazione indebita. Ha tentato prima di entrare prima dal garage di una casa, poi in una rimessa di materiale edile. 18enne arrestato in flagranza dai carabinieri.
Verso le 2:30 così, i cani hanno iniziato ad abbaiare e a fare un po' di movimento. Sono uscito e c'era nel cantiere qui di fronte la luce accesa, che hanno il faro con la fotocellula. Era entrato tagliando gli spessi teloni del capannone dell'azienda Basei Fulvio di via dei Marchi a San Vendemmiano il 18enne che è stato arrestato in flagranza di reato per furto. Il bottino, 4 taglierini e uno scalpello. L'agitazione dei cani del signor Walter, che abita a pochi passi dalla rimessa di materiale edile, hanno allertato l'intero vicinato. Ho chiamato il 112 e ho parlato con il carabiniere di servizio. Mi ha detto che erano già stati avvisati e che erano già sul posto. Dopo sono arrivate altre 2 pattuglie e ho visto che avevano preso un ragazzo e l'hanno portato in caserma per gli accertamenti. È arrivato il proprietario del cantiere, ha detto che avevano tagliato il telo in 2 posti. Non hanno portato via niente perché non c'è niente da portare via, ci sono materiale edile da lavoro. Non il solo colpo tentato di mettere a segno da parte del ragazzo nella nottata. Circa un'ora prima di introdursi nel capannone dell'azienda edile, intorno all'1:40, aveva provato a entrare in un'abitazione di via Risorgimento, poco lontana dal ricovero di materiali. Saltata la rete che costeggia un fossato a bordo strada, incurante delle videocamere di sicurezza e dell'allarme perimetrale installato dal proprietario della casa, il giovane ladro ha tentato di entrare dal garage. Scattato l'allarme, il 18enne si è presto messo in fuga, seguito dal proprietario di casa mentre impugnava una pila nel tentativo di identificarlo. Una fuga rocambolesca che lo ha portato a cadere nel fossato e storgere uno dei paletti che delimitano la strada. Fermato e perquisito dai carabinieri della compagnia di Conegliano, il ragazzo ha restituito al proprietario dell'azienda la merce rubata. Una volta chiarito il quadro della vicenda, il giovane è stato tratto in arresto con successiva reimmissione in libertà su disposizione della procura di Treviso. E un 28enne di Castelfranco, già noto alle forze dell'ordine, è stato denunciato dai carabinieri per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, oltre che per ubriachezza molesta. Martedì sera all'interno del Jackie's Parlour Pub di Castelfranco, evidentemente alterato dall'alcol, ha prima disturbato avventori e titolari del locale, poi all'arrivo di una pattuglia dell'Arma ha preso a calci gli arredi del pub e aggredito i carabinieri che per bloccarlo hanno dovuto utilizzare lo spray urticante in dotazione. Una volta bloccato e riportato alla calma è stato accompagnato all'ospedale. In un altro pub, il St. Thomas di Treviso, sempre martedì sera è finito nei guai un 33enne guatemalteco residente a Carbonera per aver sottratto il cellulare ad un cliente, è stato denunciato. E dalla pagina Facebook del sindaco di Treviso Mario Conte la notizia dei controlli, nuovi controlli della polizia locale di Treviso con l'ausilio del cane antidroga Luke in Corso del Popolo e in via Vicolo Tezzone, luoghi, scrive il sindaco, in cui si radunano alcuni gruppi di ragazzi, alcuni dei quali protagonisti anche di condotte deplorevoli. Gli agenti nel tardo pomeriggio di oggi, ma le verifiche vengono effettuate quotidianamente, hanno identificato 10 soggetti. Siamo adesso alla politica, all'autonomia con il confronto a distanza tra la CEI e il presidente del Veneto Zaia. Per il senatore Martella si tratta, a proposito delle critiche dei vescovi, di considerazioni legittime, mentre il presidente dell'Anci Veneto Conte rassicura sul principio di solidarietà amministrativa. Un botta e risposta a distanza tra i vescovi della CEI e il presidente del Veneto Zaia, al centro ancora una volta l'autonomia. Nei giorni scorsi il vicepresidente della Conferenza Episcopale Italiana, Monsignor Francesco Savino, aveva parlato di un rischio Far West tra le regioni povere con la riforma che secondo Savino creerà tante Italie quante le regioni. Il vescovo di Cassano allo Ionio poi aveva affermato che il Sud ha capito che l'autonomia è un cavallo di Troia per creare 2 Italia, una prospera e l'altra abbandonata a se stessa. A stretto giro era arrivata la replica del governatore del Veneto Luca Zaia. Sono sorpreso e rammaricato dalla posizione espressa dal vicepresidente della CEI. Le dichiarazioni riportate appaiono basate su una lettura fuorviante e fortemente di parte. Sono convinto, aveva proseguito Zaia, che leggendo attentamente i documenti e valutando il merito della riforma, le opinioni sarebbero molto diverse. Il nord e il sud sono gemelli siamesi, se affonda il sud affonda anche il nord. Mi sono sembrate davvero sconcertanti le parole, la reazione nervosa e scomposta da parte di Zaia nei confronti di legittime critiche che non vengono da un soggetto qualsiasi, ma che vengono dalla CEI, e critiche
che sono del mondo cattolico, ma che sono anche del mondo dell'impresa. Basti pensare cosa hanno detto gli industriali rispetto all'autonomia, col rischio che penalizzi non solo il sud ma anche il nord del paese. Ecco, vedo che c'è un certo nervosismo su questo. Punta al dialogo e al confronto il presidente ANCI Veneto e sindaco di Treviso. Dobbiamo tutti noi capire meglio come funziona e quali sono le opportunità che l'autonomia offre, sottolinea Mario Conte, e dobbiamo spiegare che la riforma non significa mettere il nord contro il sud. Io mi sento di rasserenare i vescovi nel dire che anche con l'autonomia la solidarietà amministrativa non verrà mai meno, cioè le regioni che sapranno meglio amministrare i fondi dei propri cittadini poi saranno comunque sempre a disposizione per quelle parti del paese che avranno delle necessità differenti, però è altrettanto vero che oggi il centralismo ha fallito e l'alternativa al centralismo si chiama autonomia. Sta suscitando forte impressione tra i residenti del Montello la vicenda del cane sbranato da un lupo. Abbiamo incontrato i proprietari dell'animale ucciso che non vivono più serenamente e lanciano un appello a chi transita di sera lungo le prese. State attenti, dicono, e non portatevi animali a seguito. Quando che la baiaca a notte la poverina. Poverino quanto ha abbaiato. E Mojobuk, il pincher superstite della famiglia Parolin. Moito, il suo compagno di giochi, non c'è più, sbranato da un lupo. Siamo sul Montello, lungo la presa 11, nel versante del territorio di Volpago. Eros Parolin descrive così l'accaduto. La notte del 26, lunedì, verso le 11:30, i miei due cani abbaiavano stranamente. Il mio padre si è alzato, è andato a vedere ma non ha visto niente di strano. Invece il giorno dopo, cioè il martedì, alla mattina purtroppo solo uno era presente. Alla sera ho fatto un giro un po' più ampio, ho trovato i resti del mio cane. E il sospetto che fosse stato aggredito da un lupo viene confermato dalle guardie venatorie. Anche perché il sabato scorso, cioè 5 giorni fa circa, lo hanno visto in una fototrappola praticamente a girarsi qua in zona. Una tesi avvallata dal padre di Eros, che da volontario talvolta pulisce alcuni sentieri nel bosco e che sottolinea che il lupo non è una nuova presenza qui. L'ho visto io qualche anno fa. Ma secondo lei ce n'è uno solo qua? No, minimo 3. Una presenza che cambierà le abitudini di questa famiglia con 2 bambini, ad iniziare dalle passeggiate da fare seguendo i consigli delle guardie venatorie. Non dico che non farò passeggiate, le farò sicuramente ancora, però i bambini devono essere vicino a me e dovrò portarmi qualcosa. Una storia che i Parolin hanno deciso di rendere pubblica per avvisare chi frequenta il Montello di non avventurarsi da soli, con bambini ma anche con cani o gatti. Voglio che si sappi, i turisti, gente che magari anche di sera di notte vengono su in mountain bike, devono sapere che ci sono questi animali che devono stare attenti. Per Orlando Parolin la soluzione è una sola. Bisogna eliminare i cinghiali. Ah, lei dice che la ricetta è eliminare i cinghiali? Sì, perché ancora i guardie caccia che ho chiamato qui mi hanno detto far 3-4 anni va tranquillo che arriva il lupo. Difatti è arrivato. E questo fatto che hai i nipoti... È quello che mi fa fastidio, che mi sfugge per me in maniera narice ai lupi. Dalle 7 di lunedì 2 settembre fino alle 16 di venerdì 6 settembre sarà chiuso al traffico viale Monfenera, dall'incrocio con Viale della Repubblica fino a quello con Via Leardi, per consentire l'allacciamento alla rete fognaria del quartiere di Via Montepiana fino a Viale della Repubblica. Si tratta di un lavoro particolarmente atteso che consentirà di estendere ulteriormente la rete fognaria e il collegamento al depuratore centralizzato della città. Casugano informa poi che sempre da lunedì mattina i veicoli non potranno circolare e non sarà nemmeno consentita la sosta in Viale Cesare Battisti, nel tratto compreso tra Via Mura Sant'Eonisto e Viale D'Annunzio, per l'avvio dei lavori di riqualificazione. Infine viene istituito sempre da lunedì 2 settembre il divieto di sosta con rimozione coatta dei mezzi su Via Sauro, nel tratto compreso tra Via Pastro fino a Via Mura Sant'Eonisto. Ci fermiamo per la pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta. È stata una giornata nel segno dell'inclusione, della cultura e della gastronomia. L'Associazione Veneti Schiacciati dalla Crisi di Mirella Tuzzato ha radunato 100 ospiti per una visita sulle colline trevigiane.
Erano un centinaio tra ospiti e accompagnatori i partecipanti alla giornata organizzata tra Possagno e Valdobbiadene. L'iniziativa è partita dall'associazione Veneti Schiacciati dalla Crisi, che si è fatta carico dell'organizzazione e delle spese. Queste persone hanno bisogno di uscire, sono solo diversamente giovani e diversamente agili. Non si può chiamare continuamente disabilità, questa parola orribile, e soprattutto cercare di far capire alla società che devono guardarli con occhi diversi, perché tutti diventeremo diversamente giovani, avremo dei problemi, però ciò non toglie che possiamo uscire, possiamo vedere, perché gli occhi non invecchiano mai e chi è in condizioni di uscire, deve poter usufruire di queste meraviglie. Siamo orgogliosi di ospitare qui tutta questa bella comitiva che ci porta sicuramente a pensare a quelli che sono i valori della vita e quindi quelle che sono le necessità che dobbiamo anche noi, alle quali anche noi dobbiamo adeguarci, e quindi a quella dell'inclusività. Un percorso che stiamo facendo anche come museo, quello del Museo Senza Barriere. Non siamo ancora arrivati all'ottimale, ma ci stiamo lavorando, perché è giusto che tutti possano godere delle bellezze come quelle di Antonio Canova. Nella casa natale del grande artista e nella gipsoteca i visitatori, divisi in piccoli gruppi, hanno potuto conoscere da vicino e apprezzare le opere conservate, accompagnati dalle guide del museo. Sono stati una dozzina i centri per persone disabili che hanno aderito all'iniziativa, sia residenziali sia occupazionali, e anche dalle case di riposo la partecipazione è stata significativa. È una bellissima proposta per visitare luoghi culturali, per stare in compagnia, uscire. Siamo qui con 25 residenti ed è un'occasione di aggregazione e di anche ricevere degli stimoli culturali e di stare insieme. Nel pomeriggio, dopo il pranzo in un agriturismo di Valdobbiadene, il gruppo ha fatto visita ad una cantina storica dell'area del Prosecco. Questa è già la terza gita organizzata da Mirella Tuzzato, anche grazie ai fondi del 5 per 1000. Non le facciamo di sicura per la nostra visibilità, per far capire che sono persone e devono essere trattate da persone come tutti gli altri. Da Ponte Opera Festival, Vittorio Veneto diventa palcoscenico internazionale con l'opera Così fan tutte. L'amministrazione dice evento che speriamo rilanci il prestigioso teatro che ha dato i natali al librettista di Mozart. Via, via, passare le tempi da spacciare queste favole bambini. Celebrare le opere di Lorenzo da Ponte, formare artisti internazionali e portare a Vittorio Veneto un festival culturale e artistico di livello mondiale proprio nei luoghi che hanno dato i natali al grande librettista di Mozart. Questo l'obiettivo del Festival da Ponte nel suo pieno svolgimento e che vedrà il culmine con il centro del progetto dal 6 all'8 settembre con la messa in scena dell'opera Così fan tutte. Un evento che si è strutturato nel corso di una trentina di giorni, quindi un'occasione sia per presentare alla città di Vittorio Veneto e al territorio tutto una rappresentazione di primissima qualità e al tempo stesso anche un momento di integrazione col territorio attraverso momenti di formazione con 2 diverse masterclass con studenti da tutto il mondo. È nato proprio nella mia testa, ma tanti anni fa. Io ho sempre avuto la passione per l'opera italiana, ma però praticamente per il studio dei testi di Lorenzo da Ponte. I testi che hanno fatto lui, ma se pensiamo che ha scritto nell'anno 1780-90 e in questo giorno adesso ma hanno ancora sono ancora validi. Rilanciare dunque il teatro storico di Vittorio Veneto, acquisito nella precedente amministrazione dal Comune attraverso la figura di Lorenzo da Ponte. Sappiamo l'importanza del teatro, però voglio dire anche i cittadini di Vittorio Veneto dovranno rendersi conto che molti soldi del bilancio saranno investiti proprio nel teatro, quindi eravamo leggermente critici per l'acquisto, soprattutto per la somma con cui è stato acquistato. Abbiamo sempre avuto molte difficoltà a mettere insieme le sinergie del territorio appunto per rilanciare questa figura e per rilanciare la città di Vittorio Veneto. Penso che questa sia veramente l'occasione importante dalla quale partire. Auspichiamo insomma che diventi una situazione, una manifestazione, un evento strutturale all'interno dell'offerta culturale cittadina.
Una giornata dedicata alla memoria sul Monte Tomba con gli alpini dell'ANA Monte Grappa in prima fila. Sono passati più di 100 anni da quando il Monte Tomba è diventato un baluardo a difesa della pianura veneta nelle fasi più dolorose della Prima Guerra Mondiale. Il tritacarne della Guerra Granda ha portato su quelle pendici del massiccio del Grappa soldati da ogni dove e il loro sacrificio in modo indipendente dal colore della divisa è oggi ricordato dalle tante bandiere e dal pellegrinaggio organizzato dagli alpini. Un'altra declinazione di quanto è riportato sulla colonna mozza dell'Ortigara che dall'altra parte della Brenta invita a non dimenticare. È la 65esima edizione di questo pellegrinaggio alpino al massiccio del Grappa sul Monte Tomba, che rappresenta l'Associazione Nazionale Alpini per tutto il massiccio del Grappa. 65 anni di storia, 65 anni di memoria. Domenica mattina gli alpini dell'ANA Monte Grappa saranno in prima fila come sempre per allenare quel muscolo prodigioso che va sotto il nome di memoria. È dal 1960 che gli alpini si trovano sul Monte Tomba per ricordare a quei tempi, diciamo i primi anni, la chiesetta dedicata agli eroi italiani e francesi che conquistarono la prima linea del fronte la mattina del 30 dicembre del 1917 in piena battaglia d'arresto dopo la rotta di Caporetto. Però dal 1980, per chiudere il cerchio della storia, gli alpini di Cavaso del Tomba e la sezione Monte Grappa poi hanno voluto ricordare tutti quelli che un tempo erano nemici, ricordarli in amicizia e in condivisione di sentimenti e di affetto. Più che mai in questi tempi diventa indispensabile coltivare la pace con i venti di guerra che si inseguono dal Medio Oriente fino alle porte dell'Europa. E proprio il motto della trionfale adunata vicentina delle Penne Nere era il sogno di pace degli alpini. Un sogno che non ci si può permettere di far svanire all'alba di questo nuovo millennio. Ma gli alpini sono per la pace da sempre, con il proprio volontariato, con la propria attività, con il proprio mettersi a disposizione di chi ha bisogno in tutti i campi. Gli alpini ricordano i propri morti, ricordano i propri eroi, ma lo fanno perché vivono un presente di pace, un presente di condivisione, di impegno e soprattutto proiettati in un futuro che sarà sicuramente roseo. Viva gli alpini! Il palio del vecchio mercato di Montebelluna entra nel vivo in attesa della giornata clou di domenica con la corsa dei carri che Antena 3 seguirà in diretta a partire dalle 13:30. Con la consegna delle chiavi della città e l'elezione della damigella dell'evento, la 34esima edizione del Palio del Vecchio Mercato di Montebelluna ha acceso i motori, pronto a regalare emozioni tra tradizione e territorio. Eventi e manifestazioni segneranno queste giornate in attesa del clou in calendario nel fine settimana. Sabato la gara delle donne, il giorno dopo, domenica 1 settembre, al pomeriggio il Palio entrerà nel vivo. Alle 15 si svolgerà la tradizionale sfilata storica da Piazza Colonna verso il municipio. Le contrade sfileranno negli abiti storici dei primi del Novecento, portando in scena ognuna un tema specifico. Ad aprire il corteo la banda musicale e le Majorette Città di Montebelluna. A seguire alle 17 il momento più atteso con la corsa dei carri. Le 11 contrade si sfideranno nella gara con gli atleti che dovranno spingere un carro di peso non inferiore ai 380 kg lungo un percorso in salita di circa 2 km dal municipio fino a Piazza Colonna, Mercato Vecchio. E Antena 3 accenderà i riflettori sulla manifestazione di Montebelluna domenica 1 settembre in diretta a partire dalle 13:30 con l'approfondimento quelli che il Palio, commenti e pronostici della gara alla scoperta dell'evento e delle eccellenze del territorio. Alle 15 poi seguiremo la storica sfilata che ci porterà a partire dalle 16:50 alla gara in attesa di scoprire quale sarà la contrada che otterrà il miglior tempo che decreterà il vincitore del Palio 2024. È il momento di aprire la nostra pagina con le notizie da Belluno e provincia. Un uomo di 42 anni di nazionalità marocchina è stato elitrasportato al Cafoncello di Treviso in seguito ai traumi riportati a causa di un'aggressione avvenuta intorno alle 14:30 di ieri pomeriggio nella zona della stazione dei treni di Feltre da parte di un 29enne di Lentiai. Stando alle prime ricostruzioni, l'aggressione sarebbe stata innescata da futili motivi, con il 29enne che avrebbe dapprima iniziato a schernire la vittima per poi afferrare una bottiglia da terra e colpire l'uomo con un colpo alla testa. Il pestaggio sarebbe poi proseguito fino all'arrivo dei carabinieri giunti dalla vicina stazione di via Montegrappa. La vittima è stata subito affidata alle cure dei sanitari, mentre l'aggressore è stato accompagnato in caserma, dove assieme all'analisi dei nastri della videosorveglianza i militari cercheranno di ricostruire la dinamica di quanto accaduto.
Andiamo a Belluno, dove l'incontro della settimana scorsa tra l'amministrazione e una delegazione proveniente dalla base militare di Aviano ha suscitato molte perplessità tra i movimenti pacifisti. Come coordinamento pace e disarmo pensiamo proprio che per portare un messaggio di pace bisogna dissociare questo legame con le armi. Favorire la pace in ogni sua forma, aveva spiegato così, definendola anche una giornata storica, l'incontro con la delegazione arrivata dalla base militare di Aviano sabato scorso il sindaco di Belluno Oscar De Pellegrin. Affermazioni che hanno destato sgomento nella sezione bellunese del movimento pacifista Pace e Disarmo. Sentiamo spesso gli aerei che sorvolano la nostra città e questo ci fa sempre ricordare chi sta sotto questi aerei che sganciano queste bombe micidiali. In questo senso non comprendiamo il significato dell'incontro con i vertici della base militare che ospita armi nucleari e capaci di distruggere il pianeta. Cessare il fuoco ovunque. Per il movimento stentare il perseguimento della risoluzione dei conflitti imbracciando l'artiglieria scade nel controsenso e nell'ipocrisia. Da qui la proposta anche alla politica locale di assumere un atteggiamento di neutralità, favorendo le iniziative di pace alternative alle campagne militari. Noi proponiamo alla politica di trovare la neutralità da queste alleanze militari. Crediamo che in questo momento storico in cui il massimo delle produzioni di armi coincide con il massimo degli scontri armati nel pianeta, il discorso del continuo riarmo e di questa deterrenza con sempre più armata non funzioni, perché i numeri dimostrano esattamente il contrario. Entra nel vivo il programma di formazione del soccorso alpino della Guardia di Finanza nei centri estivi del Comelico e del Cadore, ricerca persone, uso delle unità cinofile, buone pratiche per approcciarsi alla montagna in modo corretto. Questi temi affrontati anche dal punto di vista pratico con dimostrazioni e prove sul campo in cui i ragazzi hanno dovuto simulare la ricerca di una persona dispersa. A partecipare agli incontri anche i finanzieri che lo scorso aprile hanno salvato la vita proprio ad una comitiva di ragazzi finita sotto una valanga ai Cadini di Misurina. Lo sport, grande affluenza per l'evento del Giro di Mura di Feltre. La competizione ha ravvivato le vie del centro storico con la presenza di tantissimi atleti e appassionati, tra cui anche campioni della corsa a livello internazionale. Grande successo per la 35esima edizione del Giro delle Mura di Feltre, in migliaia gli spettatori assiepati per le vie del centro storico per assistere all'evento che ha tenuto banco per tutto il weekend. Il pubblico ha risposto alla grande alla nostra manifestazione, avevamo promesso spettacolo, abbiamo portato atleti olimpionici ed europei che hanno reso la nostra piazza una piazza infuocata. 2 giorni di grande sport e manifestazione, dai giovani ai meno giovani, con la chiusura con delle grandi atleti e con delle grandi stelle dell'atletica leggera. Una vera e propria festa dello sport, cominciata il venerdì con la Feltre Urban Trail, contraddistinta da diversi saliscendi che si sviluppano per 10 km tra gli scorci più caratteristici della città. 820 partecipanti tra agonisti della manifestazione competitiva e gli appassionati che hanno partecipato alla pedonata serale. Sabato tantissime gare con la Seven Laps in cui ha trionfato la coppia Pernici-Zenoni, il Giro delle Mura Amatori che ha incoronato Matteo Lometti e Emanuela Bulf, oltre al campionato europeo dei Vigili del Fuoco con 2 polacchi al primo e secondo posto. Il culmine si è raggiunto però la domenica con la 4ª vittoria e 3ª consecutiva dell'atleta olimpionico 3 volte campione europeo Yeman Crippa, che ha tagliato il traguardo della 9,5 km tra le ovazioni dei numerosissimi tifosi accorsi per supportarlo. Sono io che devo ringraziare Feltre e tutto il Giro delle Mura, perché ogni volta che vengo qua, sia da vincitore di qualcosa, sia quando la stagione va un po' peggio, mi fate sempre sentire un amico e quindi sono io che devo ringraziare. È tutto per questa edizione, vi lascio alla sigla e poi le previsioni del tempo. Grazie per essere stati con noi, buon proseguimento di serata.